È stato travolto e ucciso proprio davanti a casa il ciclista che verso le 6 si stava avviando al lavoro, ma è stato centrato in pieno da un'auto che lo ha scaraventato a terra. L'incidente è avvenuto a Polegge, lungo strada Marosticana, una lunga arteria trafficata dove i veicoli viaggiano veloci e a temere per la propria incolumità sono spesso i pedoni nell'attraversarla e i ciclisti senza una ciclabile alternativa. Il dramma ha visto protagonista un 32enne nigeriano che lascia una moglie e 2 figlie piccole. I parenti vicini di casa non hanno voluto parlare, troppo grande l'incredulità e il dolore per quanto accaduto. La strada è rimasta chiusa per ore sul posto carabinieri e polizia per i rilievi. Da alcune indiscrezioni sembra che l'automobilista proveniente da Vicenza abbia affrontato l'incrocio con Cresole accelerando al semaforo che era diventato arancione. L'impatto con la bicicletta distrutta ha proiettato i pezzi del veicolo per un raggio di un centinaio di metri. Solo un mese fa, sempre lungo la strada Marosticana, ad un paio di chilometri di distanza aveva perso la vita un altro ciclista trentenne, investito da un furgoncino. Poco lontano, dopo le 14, un frontale tra 2 auto ha visto il ferimento di entrambi i conducenti. Una situazione di pericolosità che infiamma le polemiche di chi vive e risiede lungo questa arteria. Sì, anche questa e basta. Niente dopo. Ha sentito una bomba dentro? Sì. È una strada pericolosa questa? Ma questa è arrivato lui veloce. Troppo veloce? Sì. È terribile perché è uno che va con tanta velocità non deve andare con tanta velocità, deve pensare anche agli altri che devono passare con i piccoli, con le carrozze, i disabili, ci sono di tutto qua, non sono solo lui che deve andare. Qua corrono veloci e guarda, cioè fai 80-90 ore qua e dopo l'AICA ha buttato la recinzione 20 giorni fa, fatta nuova, quindi 1 più 1 fa sempre 2, cioè c'è un altro morto 20 giorni fa, un toso giovane 30 anni, adesso sto qua 32 con famiglia e bambini piccoli, cioè sono un insieme delle robe che dobbiamo mettere che mano su questa strada qua perché ne parecchi morti. L'amministrazione comunale ha espresso la volontà di cercare di mettere maggiormente in sicurezza strada Marosticana. Nei prossimi mesi saranno installati dissuasori e una migliore illuminazione, ma non l'installazione di nuovi autovelox fissi o mobili diventati problematici con il nuovo codice della strada. Nemmeno la realizzazione di una pista ciclabile sarà possibile ricavare in strada Marosticana, ma saranno realizzati nuovi cordoli salvagente che inducano gli automobilisti a rallentare.